Allora, Presidente, stiamo scoprendo queste residenze storiche, questi castelli. Avevo citato solo uno, ci sono anche castelli, poi parliamo di progetti che possono servire per valorizzare queste realtà, per portarle un po' a conoscenza di tutti. Beh, i castelli sì, quando si parla delle ville, non si, oltre 4.000 ville venete, ma si ignora che c'è una realtà comunque di castelli notevole. Lei ha Eh, citato il castello Bevilacqua, uno di questi, ma ce ne sono anche altri. lei citava prima Castelbrando, c'è il castello di San Salvatore che è bellissimo, molto articolato. Dove si Eh, trova? si trova a Susegana ed è di proprietà dei Collalto, del principi di Collalto, che una volta erano proprietari di- praticamente della provincia di Treviso. Adesso hanno delle tenute, no? Sì, ci sono ancora Vitivinicole. tenute, eccetera. Stavo parlando ieri proprio con il castello di Valbona, che è sulla fascia ovest dei Colli Padovani, Anche quello è spettacolare, ed è veramente. davvero una struttura che è stata recuperata, hanno finito da poco anche di fare tutto il restauro, è diventato un ottimo ristorante, centro congressi e anche lì si fanno diverse iniziative per le famiglie. Ecco, sono tutte molto vive queste strutture. Citavo anche prima il castello di Serravalle, che è diverso dagli altri perché è proprio una fortezza. Ecco, c'è una differenza tra castelli, ci sono quelli tipo il castello di Castelbrando, no? Che sono proprio castelli con ampi saloni, eccetera. Invece alcuni castelli, come quello di Serravalle, erano fortezze costruite in posti strategici per difendere l'accesso a qualche passaggio obbligato e lì non ci sono saloni, è tutta una serie di sale e salette che servivano proprio per le guarnigioni, per spostarsi, per dormire, eccetera. È comunque una cosa veramente particolare e originale. Un altro tipo di castello, ne cito uno, ma ce ne sono tanti altri, è il castello di Giustiniani di Roncade. È un castello particolare, cioè è una villa castello. È Eh, molto molto bello anche questo da vedere. praticamente sì, i torrioni, le mura di cinta esterne sono tipiche del castello, all'interno invece c'è una villa veneta, una classica villa veneta, per cui c'è questa fusione Ma è del... visitabile? Sì, Se sì, poi se- beh, lì al castello non solo è visitabile, ma si fanno anche un sacco di eventi ed è anche un'azienda vinicola. Infatti sì. Ecco, ricordiamoci di questo. Prima dicevo, nel Veneto ci sono 121 ville venete che sono aziende vinicole, ma adesso vorrei citarne qualcuno, ad Sì, esempio sì, sì, sì. Cassette, Villa Cassette che è a Bassano, è di proprietà dei fratelli Zonta che fanno dei vini che sono conosciuti in tutto il mondo, così come i fratelli Tommasi a Verona che hanno la Villa 40, fanno dei vini che sono superbi, oltre ad avere questa villa che è attrezzatissima, è stata ultimamente, insomma, da un paio d'anni, hanno sistemato tutto il centro wellness. Infatti stavo proprio pensando a Beh, ce ne questo. sono diverse. Infatti, esatto. Villa 40 praticamente sottoterra, per cui non hanno rovinato assolutamente l'ambiente, ci sono 3.000 metri quadrati di piscine, saune, massaggi vari, insomma una cosa splendida. Ma anche a Castelbrando c'è, così come a Villa Contarini Nenzi, qui sul Terraglio, insomma ce ne sono moltissime di queste. Ecco, tra l'altro il caffè Pedrocchi qui menzionato tra le Però che è residenze. una dimora storica di ampio valore, di tutto rispetto. Ecco, noi nella nostra associazione abbiamo messo anche alcune realtà che in effetti non sono proprio ville venete, ma Infatti. sono dei punti di riferimento importanti per i turisti che arrivano per le ville venete. Dicevo prima, chi arriva qui nel Veneto per vedere le nostre splendide ville e soggiorna anche nei nostri alberghi in villa,
comunque mette in programma di fare una visita di 1 o 2 giorni a È Venezia, no? doveroso. Ci sono anche quelli che chiedono poi il riferimento a Venezia, no? E allora, perché magari vogliono stare a dormire 2 o 3 giorni in villa, però anche un paio di giorni a Venezia. Allora, noi abbiamo selezionato pochissime cose, ma ovviamente storiche, che abbiamo incluso nella nostra realtà turistica, per cui ad esempio abbiamo scelto il palazzone del Bauer, non tutto il Bauer perché una parte Sì. del Bauer è stato ricostruito, ma il palazzone, la parte antica Bauer storica. Palladio Hotel. Quello è un altro, il Palladio, quello è sempre del gruppo Bauer, però è una chiesa, chiesa e chiostro trasformato in albergo e spa alla Giudecca, proprio vicino al Redentore, Esatto, sì. che è splendido. Così come ad esempio a Padova abbiamo scelto il Pedrocchi perché è un punto di riferimento classico per le visite, Ecco, si nel mangia sito, benissimo. Ecco. infatti le interrompo, vedevamo prima nelle immagini del sito, tra l'altro città di Trieste per esempio, abbiamo il Grand Hotel Duchi d'Aosta e naturalmente Castello di Miramare. Certo, sono tutte dimore che hanno un significato storico, artistico incredibile. Cioè, ricordiamoci che anche nel Friuli ci sono 400 infatti non dimentichiamo chi ci segue. 436 ville venete, la famosa Villa Manin, che è la classica villa veneta, la più grande villa del Friuli, e comunque tra le più grandi in assoluto, è lì a Pasiano, in Friuli, ed è di proprietà della regione, così come abbiamo dei castelli bellissimi, adesso il castello di Susan, il castello di Spessa. Ecco, il castello di Spessa è una dimostrazione della capacità imprenditoriale, cioè questo castello è stato ristrutturato dai proprietari, io mi ricordo perché lo abbiamo inserito nel quel programma che citavo prima europeo, con finanziamento europeo, i tesori dell'Adriatico, e abbiamo fatto un'assemblea di tutte le regioni lì al Castello di Spessa, ma sto parlando di 5-6 anni fa. Che si trova dove? Si trova vicino a Gorizia, si chiama... Sì, beh, nella zona del Goriziano, insomma. Vicino a Gorizia. Ecco, sono stato ultimamente a ritrovarli e ho visto che ne hanno fatto un gioiello. Il castello è diventato un albergo raffinato, bellissimo, con il campo da golf, un bellissimo campo da golf. Hanno fatto anche il centro wellness e nelle dimore ai lati, che erano le residenze della manoranza, ne hanno fatto dei bed and breakfast meravigliosi. E ultimo, il Castello di Spessa produce dei vini friulani che sono di altissimo livello, di export in tutto il mondo. Per cui c'è tutto, ecco, c'è una cosa, ecco, quella è proprio, gli imprenditori, i proprietari hanno investito molto e adesso stanno avendo dei ritorni veramente soddisfacenti. Quello che è bello delle dimore storiche, delle ville venete e dei castelli, è che hanno una clientela che non è il turismo che viene per i periodi stagionali, di ferie, eccetera. È un turismo fidelizzato che non ha stagionalità, avviene durante l'anno o perché è un turismo collegato alle imprese, al lavoro, turismo d'affari, o perché comunque è proprio il piacere di soggiornare in una dimora storica. Ed è un target anche di livello medio-alto o alto, per cui il rientro delle spese che fanno i proprietari delle ville per attrezzare le loro strutture, le loro dimore al turismo, ha dei tempi più rapidi rispetto ad altri, pur essendo elevati i costi, ma i rientri sono più rapidi perché hanno un tasso di occupazione altissimo che le altre strutture alberghiere ci invidiano. Cioè, le ville venete riescono davvero a lavorare molto, anche in questi ultimi periodi di crisi nera, le ville venete hanno tenuto benissimo, anzi posso dire che moltissime ville hanno aumentato il flusso turistico.
Purtroppo non è aumentato in maniera uguale il guadagno, perché sono aumentate le spese sempre di più. Beh, anche Comunque, con la tassazione, no? Che qui sì, ci lamentano sono un IMU molto molto alta e quindi delle tassazioni che sono abbastanza pesanti e vessatorie. molto, che E, bisognerebbe regolare in modo diverso, perché è chiaro che queste sono strutture che, se facciamo il calcolo dei metri quadrati, eh, bisogna pagare delle cifre che sono enormi, però sono delle strutture che vanno aiutate perché danno sviluppo a tutto il territorio. ecco, un'altra cosa, perché poi immagino che possa essere un po' nelle domande dei cittadini. Sì, è vero, se noi parliamo di queste residenze che sono trasformate in hotel, alberghi di lusso, quant'altro, comunque abbiamo visto 4-5 stelle, lei stesso dice una target abbastanza alto, allora non si parla più di quella che dovrebbe essere la fruibilità diffusa della cultura alla portata di tutti, perché ovviamente poi in questo periodo proprio alla portata di una stretta cerchia di italiani, se vogliamo rivolgerci agli italiani. Non è possibile trovare dei sistemi per renderle visitabili anche da parte dei cittadini. Ovvio che non può essere la residenzialità alberghiera, perché quella richiede tutta una serie di presupposti, però la visita è aperta oppure no? Le visite ci sono aperte, sono moltissime le ville che sono aperte. Bisogna dire che il prezzo del biglietto per la visita non è economico, Infatti ma qui è il questo non dubbio. è un difetto delle ville venete, anzi probabilmente è più economico di tante altre realtà. Questo è un difetto del sistema turistico italiano. All'estero si paga meno della metà di quello che si paga in un museo italiano, con dei servizi che sono decisamente superiori. Perché? Perché lo Stato, gli altri Stati ci credono e investono, perché sanno che se io faccio pagare 1 euro invece di 10 euro quel museo, ne ho 50 persone invece di 10 Assolutamente. che portano, Portano. spendono, eccetera. Non so chi io rimango sconvolto ogni volta che vado a Londra e vedo il museo, cioè, gratis, i musei gratis, con una efficienza incredibile, personale preparatissimo, gentile, tutto pulito, l'ingresso gratis. Io rimango allibito, evidentemente lì lo Stato ci crede, investe e i ritorni ci sono. Infatti, cioè, prezzi politici potrebbero anche aiutare una diffusione della cultura che poi viene da sé, perché una volta che una persona impara ad apprezzare determinate cose è disposto anche a investire, ma finché si trova sbarrata la strada per questi aspetti economici, in questo periodo bisogna sottolinearli, esistono. Sa quante ville io ho visto con degli affreschi bellissimi, delle peschiere, dei giochi d'acqua meravigliosi nei parchi, e non possono aprirle perché non hanno soldi, perché aprirle significa comunque assumere personale, dare... È sempre il solito discorso ecco, dell'Italia. per cui basterebbe un attimo dare un minimo ripeto, gli aiuti che non siano a pioggia, la manna che scende dal cielo, ma un aiuto mirato di aiutare in maniera proporzionale all'impegno che l'imprenditore ci mette. Chiarissimo, questo è un messaggio molto molto chiaro. Io la ringrazio, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, speriamo di avervi dato dei suggerimenti che possano essere interessanti per scoprire una realtà molto molto affascinante del territorio. Non tutti abbiamo visto sono rileo alberghi o ristoranti, ma alcune strutture sono visitabili e ne vale la pena. Grazie ancora, buon proseguimento, buona giornata, a domani. Grazie a tutti.